per me sono dichiarazioni che allo stato dell'arte non esistono, perché fino a prova contraria gli articoli di giornale non sono atti processuali, sono dei documenti che come tali possono essere valutati in maniera molto libera. Commenta così il legale di Riccardo Salvagno, presunto assassino del barman 25enne Sergio Tarna insieme al complice 38enne Andrea Vescovo, quanto avrebbe dichiarato Lady Brunette sul vigile quarantenne. Avrebbe infatti ammesso di aver consumato un rapporto con lui, di averlo visto una sola volta, ma di non averlo mai filmato, aggiungendo che fosse completamente fuori di sé e strafatto. Versione che potrebbe essere stata confermata ai carabinieri del nucleo investigativo di Mestre, che hanno sentito Lady Brunetti in caserma per circa un'ora. Massimo riservo sul contenuto dell'interrogatorio, che potrebbe però aver dato risposta ad alcuni dei punti di domanda sull'omicidio del 25enne la notte del 30 dicembre scorso. Mentre continuano le ricerche dell'arma del delitto, dei bossoli e si attende l'arrivo dell'auto in Italia dalla Spagna, dove è ancora ferma. Intanto il legale di Salvagno ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame per ottenere l'attenuazione della misura di cautelare, dunque la scarcerazione del quarantenne detenuto in carcere a Verona. 23 di gennaio e mi muoverò come si dovrebbe muovere un avvocato, cioè lavorando all'interno di un contesto processuale e in un contesto investigativo.